Ferragosto è andato in archivio e ormai la riapertura di aziende e scuole è alle porte. La campagna vaccinale in Veneto riprende slancio dopo la pausa dei giorni scorsi, ma sempre più spesso si parla di una terza dose. Lo conferma anche il governatore Luca Zaia. Io penso che noi abbiamo fatto la scelta giusta di continuare comunque a chiedere il distanziamento sociale. Credo che non dobbiamo abbassare la guardia. Credo che dovremmo valutare con serietà il tema della terza dose, però questo ce lo deve dire la comunità scientifica. C'è comunque la volontà di fare uno studio anticorpale per verificare effetti e durata della copertura vaccinale. Uno studio dei titoli anticorpali oggi presenti, io over 80, possiamo pensare di fare uno studio anticorpale e capire su un po' di casi cosa è accaduto nell'over ottantenne, quindi di coloro che sono anziani, per capire se il vaccino dopo mesi ha ancora effetto oppure no. L'importante è prepararsi per l'autunno. Penso che noi dobbiamo prepararci per l'autunno, ma non pensando che venga giù il diluvio, semplicemente per cercare di gestire questa fase di convivenza nella maniera più opportuna. Spero che a livello nazionale questo sia un tema che si vada ad affrontare. Non sto dicendo che è giusto fare la terza dose, sto dicendo vogliamo testare ad esempio gli ultra ottantenni ed è un lavoro che noi vogliamo fare, ve lo anticipo, a campione per capire anche l'evoluzione che hanno avuto queste coperture anticorpali.